canto numero 151. È nato il Salvatore, Dio ce lo donò. È nato da Maria, ella ce lo portò. Egli è nato in mezzo a noi, Gesù Signore nostro, noi crederemo in te. Appare nella notte la nostra povertà, appare ed è un bambino, uomo che soffrirà, un bambino in mezzo a noi, Gesù fratello nostro, noi spereremo in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio.
vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni a Figlioli miei, abbiamo di aiuto Geosoiti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito, eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo,
Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. A pochi giorni dal Natale, la liturgia della parola ci invita a riflettere sulla nostra vita, ma non così con un pensiero lontano, in un modo molto concreto, e ci invita a vedere come sono le nostre relazioni fraterne, perché certamente noi amiamo l'Africa, certamente amiamo l'Asia, certamente amiamo tanta gente che soffre nel mondo, ma il Signore ci chiede: come va la tua relazione con tuo fratello vicino, con quello che ti pesta i piedi ogni giorno, con quello di cui tu non sei contento del suo modo di fare o di agire, con quello che critichi o sei criticato, e potremo andare avanti, perché la vita fraterna ci porta continuamente a riflettere com'è il nostro amore concreto, perché noi diciamo: io amo il Signore, ed è vero, ma il Signore poi mi invita ad amarlo in quello che mi sta accanto, a costruire queste relazioni di pace e di fraternità. E San Giovanni ci ripete, dice: non è un comandamento nuovo che vi ho dato, è vecchio, è quello che avete ricevuto sempre, ma magari è così abitudinario a volte che ci dimentichiamo, perché tante cose noi le facciamo per abitudine e tante volte non ci rendiamo neanche conto se pestiamo i piedi, se facciamo soffrire, se per caso. E allora San Giovanni ci ricorda ancora che non possiamo dirci cristiani o essere nella luce se non amiamo il fratello che ci sta accanto. Anzi, dice: chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ecco, sono parole forti, ma per dirci l'importanza del Natale, quella pace che il Signore è venuto a portarci, Lui ci dà una mano a costruirla con i fratelli. E allora la pagina del Vangelo è interessante perché ci fa vedere come un anziano aspettava il Signore, perché il Signore le aveva preannunciato che avrebbe visto il Messia. E c'è una frasetta semplice che però dice tutto: mosso dallo Spirito si recò il Tempio, e mentre i genitori lui portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Ecco l'invito di lasciarci guidare dallo Spirito Santo che ci è stato dato. E tante volte noi vediamo tante cose da fare, ma forse non è quello. Dobbiamo avere il tempo di fermarci e di ascoltare la voce dello Spirito che ci dice: fa quello oppure fa quell'altro. Se Simeone avesse fatto altre cose, certamente non avrebbe incontrato il Signore. Ecco allora questo mosso dallo Spirito si recò al Tempio, che il Signore guidi i nostri passi e ci faccia sentire
sentire veramente la sua presenza fra noi. Fratelli e sorelle, giunti ormai al termine dell'anno, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera con riconoscenza per il passato e speranza per il futuro. Diciamo insieme: guidaci nelle tue vie, Signore. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per la Chiesa, certa della presenza del suo Signore anche nei momenti più travagliati della storia, continui a seminare la parola di vita nel cuore degli uomini. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per i cristiani provati dalla malattia, dalla miseria e da ogni genere di tribolazione, siano sostenuti dalla fede nel Verbo della vita, venuto a rivelarci il volto misericordioso del Padre. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per quanti soffrono a causa delle violenze e delle guerre che hanno insanguinato la terra lungo quest'anno, a tutti sia concesso il dono di una pace duratura. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per la nostra comunità, nelle vicende del tempo che passa, renda grazie per i doni ricevuti dalla mano di Dio e riconosca in ogni evento la sua presenza paterna. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. Per tutti i defunti di quest'anno e in particolare per le vittime dell'odio, delle persecuzioni, delle epidemie e delle catastrofi naturali, siano accolti nella pace eterna. Preghiamo. Guidaci nelle tue vie, Signore. O Dio, Signore del tempo e della storia, concedici di scoprire con gioia i segni della tua provvidenza e donaci la forza di annunciare con franchezza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto dei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto dei secoli, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevo dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accoglie, o Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta del Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne. E noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la sua morte, Signore, proclamiamo la sua risurrezione e l'attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Diacono. Anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto 326.
creatore, o luce inaccessibile, tu che hai redento il mondo, ascolta questa supplica. Per espiare il male nascesti dalla Vergine e ti donasti al Padre in croce pura vittima. Al tuo ritorno ultimo noi ti preghiamo, giudice, rivelaci il tuo amore e dal maligno salvaci. Gloria, onore, lode al Padre, all'unigenito e dall'eterno amore sia gloria per i secoli. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, forza inesauribile di questi preciso momento della nostra, perché il Signore si dedica a Dio di Padre, Dio con la vostra vita nel suo nome. Amen. Prendiamo Sei Maria e Maria
la tua veste candida come volesse tutta sei in te, tu gloria di Salem, tu le Israele, sei Maria, e macchia d'origine in Madre di Cristo Chiesa, tutta per origine non è